Raggiungendo il Courmayeur, il punto più alto sono 1011 metri e abbiamo una bellissima panchina, estremamente romantica. Allora, ragazzi, pensateci, se volete fare i piaccioni, no? La portate qua su, no? Vediamo. Sì. Allora, già c'è la panchina, c'è il panorama, c'è il tagliamento, ci sono le montagne. Allora, deve essere una che cammina perché sennò mi manda in quel paese già Esatto. dopo 20 minuti. Ma se è una che cammina, secondo me questo è il posto ideale dove volendo con il braccio lo sposti. Dicevo questo, no? Boh, anche quello lì ci può essere. Beh, sicuramente è un posto veramente molto carino, molto romantico, con una bella panchina, con un bellissimo panorama, e se siete in bellissima compagnia, diciamo, coronate, no? Questo, Grimi, sai? Non so dove vuoi andare a parare. Oggi, cari ragazzi, vi vogliamo dare 2 dritte su dove portare la vostra bella il giorno di San Valentino, perché questa giornata tanto speciale è un po' come la Madonna Candelora. Se viene fuori brutta, altro che fiori che si aprono, vi aspettano settimane nuvolose, fredde e ghiacciate, quindi vediamo di non sbagliare. I don't like to see you crying on your pillow. Never wanted you to feel like I'm not there. But I know that in this life you will have trouble. I just wanna let you know that I'm still. Quello che oggi noi andremo a fare sono 2 bellissime e panoramiche cime che si trovano ad ovest di Tolmezzo e si affacciano sul maestoso fiume Tagliamento. La partenza si trova nei pressi dell'altopiano di Curiedi, dove lasciamo la macchina in un comodo piazzale per poi scendere di un po' fino a raggiungere il segnavia bianco e verde. Allora, buongiorno squadra, direzione Monte Dobis, ma se non mi ribalto, un momento che arrivo, aspetta, eccoci qua, aiuto. Ovviamente vi farò raccontare da Cri quello che andremo a fare oggi, più o meno all'incirca. Allora, un giro ad anello. Sì. Monte Dobis e Courmayeur. Ok. Si parte da dopo Fusea. Sì. C'è l'indicazione sulla sinistra poco dopo. Sì. E facciamo il giro ad anello orario. Sì. Allora, una cosa importante, siccome non è un sentiero CAI ma sono tracce nere, giusto? Tracce nere sono ben segnate, però sentieri. Però mai come questa volta qua vi consigliamo poi di arrivare alla fine del video, dove noi vi metteremo sulla cartina tabacco il sentiero segnato, in modo tale che capiate esattamente il giro che abbiamo fatto, giusto? Sì. Sei stato bravo? Bravissimo. Ok, partiamo? Sì. Via si parte. Il sentiero, considerato locale, è sempre ben segnalato. Percorreremo circa una decina di chilometri affrontando un dislivello di 400 metri. Questo è per scoraggiare Cri. Prima c'era il cartello 5 minuti. Avevo messo il conto alla rovescia. Dai. Arrivo qua dopo un secondo. Maledetti. 15 minuti. Muovi il culo, via, vai, che dobbiamo buttare sul panettone. Bene, allora, pochi metri ci separano dalla vetta. E com'è il panorama, Cri, lì? Ha fatto il pollice in su, quindi direi che preparatevi a qualcosa di meraviglioso.
posto meraviglioso, no amore, vero? Panchina strepitosa, panorama devastante, cioè, bello. Noi lasciamo qua il sassolino, sapete già benissimo, chi lo trova lo porta su un'altra vetta, e adesso noi scendiamo giù e andiamo a farci un bel aperitivo. Ci sta? Ci sta. Bene, dai, andiamo. Allora tesoro, correggimi se sbaglio, no? Noi abbiamo cercato di arrivare su seguendo la traccia nera sulla carta tabacco. GPS. Benissimo, però effettivamente ci siamo un po' persi nonostante avevamo il GPS e non è più che altro proprio persi in mezzo a un bosco dove ci sono Sì, rovi. allora se non avete il caduti. GPS ti vai a perdere lì, Quello è è poco ma abbastanza sicuro. probabile, ok, o almeno ritorni indietro sui tuoi passi. Effettivamente ci siamo resi conto che la cartellonistica e il segnavia bianco e verde è efficace. Assolutamente, guarda Ok. che lavoro che hanno fatto, siamo noi che siamo noi che vogliamo se la siamo inventare. inventata, ok. E quindi se venite a fare questo giro, che tra l'altro è veramente molto bello, fino adesso Sì. è stato veramente molto bello, e seguite appunto non noi ma le strisce Boh, bianche e dai, verdi. quando torniamo ecco. indietro vedremo di dare delle indicazioni Corrette, corrette. totali di tutto quello che abbiamo Sì. fatto. Allora sì, effettivamente lo confermiamo, siamo noi andati in cerca di fiabe, e tenete conto che sia sulla carta tabacco cartacea che sulla digitale c'è la traccia nera che sicuramente vi porta su alla Quel Mayor, però è da sottolineare il fatto che la cartellonistica, no, è fatta molto bene e il sentiero è ben tracciato. Si Sì. discosta dai segnali, dei segni. Sì, si di discosta traccia totalmente nera. dai sentieri CAI, ecco, cioè non è un sentiero CAI. No, della traccia nera. Cioè, Ah, può sì, essere sì, un sì. po' parallela piuttosto, Sì, quindi sì, è vero. va benissimo averla ugualmente. Sì. Così come a noi. Sì, Ci cioè, come me, soprattutto. Tanto. Però, allora, consiglio nostro, seguite appunto il sentiero tracciato in bianco e verde. No? Sì? Sì. Cosa c'è? Cosa c'è? Dimmi dove dobbiamo andare. Dai, su. Allora, Cristina ha sbagliato percorso. Adesso mi darà la colpa sicuramente a me. Come tutti i bravi mariti incasserò il colpo e gli dirò: amore, hai ragione. E in più cos'hai combinato? cos'è combinato? Cos'hai combinato? Hai perso il Sì, ho guinzaglio. perso il guinzaglio di Marta. Allora Marta. dobbiamo andare a vedere se riusciamo a recuperarlo. Scrociamo le dita. Sì, se trovate un guinzaglio rosso non fateci un fischio. Infatti. Vabbè. Vabbè. Hai trovato il guinzaglio, Marta! Dio mio! Chiudiamo la meravigliosa gita come sempre alla friulana, taglietto, formaggio e prosciutto presso il rifugio La Fornas. Oh ragazzi, sti qua sono bravi forti, passare a trovarli è sempre un piacere. Questa volta cartina del percorso approssimativa, il nostro consiglio è quello di seguire i segnali e la cartellonistica dedicata. Se non vi siete iscritti al canale fatelo, grazie per essere arrivati fino a qui, zaino in spalla e alla prossima, fate i bravi!